già poste mese fa e per le quali le risposte non sono assolutamente state esaustive. Quindi, come dire, oggi ci siamo di nuovo ritrovati qua per ricalzare sulla questione e soprattutto anche per dimostrare che, come dire, non si può fare finta di niente in questo momento. Oggi, oltre ai lavoratori e lavoratrici degli alberghi, c'è solidarietà anche da altri gruppi che sono venuti questa mattina qua per essere solidali con quello che sta succedendo, ma perché tutti stiamo e stanno vivendo una situazione sicuramente critica. A chiacchiere adesso, così fra gruppetti, si parlava sicuramente della difficoltà di riuscire ad arrivare alla fine del mese anche col pagamento degli affitti, delle bollette. Moltissime persone che adesso sono in crisi perché, appunto, come dire, ricevono una cassa integrazione esigua o hanno terminato i contratti e si ritrovano a casa, non sanno nemmeno come fare a continuare a pagare gli affitti. Quindi sicuramente questo della casa è uno dei punti e invitiamo a intervenire anche su questo chi vuole portare un contributo. Ci sono le